sono giù tanticchia che dall'uppiata ieri. Teresa, sveglia mamma, assomigliare a tua padre l'uppiato. Immagini, e che fu? Ma chi c'è ancora un letto gonzato? E chi è? Non si con causa notte? Ma chi è? E chi è? Chi è sta lì? Chi? E chi è sta lì? Ma che tu ne sarebbe? E che fu stamattina? Che mala sventura? E che può dire? Ma che Madonna santa? Fuggire. La mia partenza è un bisogno interiore. Mi incammino tra luoghi sperduti, lontano. Beh, se ne fui io, Maggio, quando se ne fui io stanotte, quando? Maggio, ma che vuole dire? Luigi, dica che da mia sente. Iola, suono, Iola. E che mala sventura stamattina. Iola, vai nel caso. Lontano. Suono. E lontano. C'è? Hanno potuto se ne fui io, Teresa, se ne fui io. Come? Unne a studiare, che non ci vedi. Io cucù. Che ne saccio. Io unni. Ma che c'è lontano. Ora che saccio unne si rompiva, mamma disgraziata. Io cucù se ne fui io, se non ero manguzzita. A paccanuscere a qualcuno e non entra all'oscuro di tutto. E a paghiessere stanotte perché ancora c'ho letto gonzato. Ma giusta. Vuole dire che ci fu destino. Io invece... Restai schettazza. Ma una figlia sola aveva, ma come mi potete lasciare? Come? Una figlia sola. Che da stora si sta allenando. Sape quanto sarà felice. Ma perché non me la vuol dire a sta madre? Perché non ce la vuol dire a sta madre? Perché non me la vuol dire? E perché non ce la vuol dire? E se vede che se la può scordare. Un matarazzo di Teresa mi porto una stanza io, o mio, io adoro. Sia, ma perché ti ha portato un matarazzo? Teresa, mamma, casi se sola, come è stato? Teresa, zia, ma non si fuiuta. Come? Un è stato, un! Il momento da signora Canfacci per farmi prestare un altro romanzo che due di prima mo finì. Ma allora tu stanotte tu con Castingia? Caggetto, ma perché? E mi fecero sosere. Senti, Ho bisogno di dormire, sorella. E ho letto Ho che bisogno di far riposare tutta la mia arte e la mia bellezza. Senti, veneccato, chi è sta lì? Chi è sta lì? Mi sta facendo venire un corpo maligno. Ma che stai a poesia? Che sta carina e bella poesia che scrivi stanotte? Oscuro. Leggisti, ti piace io? Sì. No, oscuro, mi domai a luce. È la prima poesia che scrivo. Io mi sosini, mi consiglio letto, domani a luce. Come sta pace che scrive poesia, ora che già mangiamo poesia. Ma che ci fa, mamma? A me piace scrivere. E questa è la mia poesia che scrivo. E la posso intitolare Fuggire. Fuggire, ma io stavo restando tisa. Brava, ma nipote! È poetessa. E io, per regalo, sai che ti faccio?
ti regalo Matarazzo. Ah, poi quando te ne fui per davvero, mo torna a picchio. Sì. Ma perché mandare a fuire? Fuggire, è la fuga d'amore. Con te partirò. Tua madre stamattina, non Giovanni di curcata in letto, c'aveva passo che teneva fogliotto. Su due vuole che sua mamma e figlia si marita, sa maritare capaci e cuvelo 8 metri lungo. E perché si marita? Che restare schietta come a me, te ne sono zia. Non ci mettere tempo a cercare tuo sito. Oh, sente, promettemelo. Zia, veramente. L'altro giorno, visto in giovanotto, è un bravo giovane, educato, è fino, gentile e magari peggio. Tombola! Se tu dici che è peggio, vuol dire che ti piace. Sì, certo che mi piace. E tu hai detto, ci piace. Sì, ci piace. Ne piacciamo tutte e due, che lui ha un raggio di sole che mi ha bagliato. E tu sei bella dentro e basta. Cuore di zia. E perciò c'ha piacere per forza. Adesso, sorella, si piacciono tutte e due. A madre, io quando mi ripiglio tanticchia che botta mi veniva stamattina. Solo pensieri se sa unici luce negli occhi. Stai attenta, sbarra l'occhio tanti. Sì, mamma. Non ti scudare, a questo caruso qui è, come si chiama, di cui ci dicono, ma pigliare informazione non ha. Questo non saccio. E allora te non sai niente, stai attenta. Attenta. Ma certo Stai che sta attenta. Sorella, c'è bisogno di dirlo. Certo, mamma, io sto attentissima, perché sempre so- attenta. Ah, vedi? Aiuto! Cara suoro, fino a che si raccoglie io hanno l'anima alla yucca, na ucca, o te manda a panno mura mura. Rilassati, sorella, vieni qua. Fammi leggere sta poesia. Fuggire. Bello. Fuggire. Il titolo è bellissimo. Lontano. E che ci sta avvenendo? Ah, come mi scappasse magari io da sta casa. Proprio lontano, lontano, lontano. A Carrapipi. Ah, perché io a suoro non deve venire da retto di corsa a corsa. Ah, muta. Lo saccio solo io che tu capito che Buongiorno a queste belle signore. Oh! Camatenata Matteo Spunde. La mattina le signore sono in disabilie e sono ancora più belle. Lei, signora Agata, è una camelia sbambante. Mentre la graziosa e bella signorina Iole, superba attrice drammatica, è lieta di spargere fin dalle prime ore del giorno il suo lezzante profumo di Violetta Mammola. Matteo, hai un sbaglio di capomattina che tu capito, Io sono sveglio dalle prime ore dell'alba. Sono qua perché devo fare un servizio a lei e alla sua famiglia. Lascialo declamare. Agata, a me piace sentire nelle prime ore del mattino un fraseggio così romantico e poetico. Prima o poi faccio qualche pazzia per questa Violetta Mammola. Sì. E casugno legato. Che?
aggressivo. Mi piace. Matteo, sei legato con una moglie e 3 figli. Una moglie, 3 figli, un cane e la suocera a carico. Teresa, zia, vieni qua, aiutami a farmi il coiffeur. Quando è? Un caffè calcio, butti ora a Teresa. Ma quanto sei bassa. Vegno! Ignorante, ma quale caffè? Quello Il che coiffeur, l'acconciatura, il parrucchiere, i capelli. Parla complicata. Tu mi rimpiangerai, bella senza anima. La 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 la. Matteo! La la la. Signora, sono qua per 2 motivi. Il primo perché è una bella proposta di lavoro. Matteo, di che si tratta? Un lavoro, un bel lavoro. Si lavora picca e si guadagna tanto. E quando donano? Buona, la paga è buona, però prima sa parlare con la persona interessata. Non c'è bisogno, se la paga è buona o il lavoro è ottimo, o convinci è sfacinato. E se non si mette a testa a posto, un anno fuori da casa a pedata, che non ne posso più. No, non è per Luigi, è un lavoro per donne. Che va bene. Che pazienza, che ci voglio io a travagliare. Che una mi decidere, allora come mangiamo? Signora Agata, veramente non è un lavoro per donne mature, quandunque... E per cui? Buongiorno Matteo! Buongiorno Teresa. Ma sta porta sempre che spostano, io dico. Oggi i Caruso si fanno tagliare, viva la gioventù! Oh, è di spicchio, perché con mia figlia c'è pezzo l'occhio, e nella tagliare. No, ma io la stavo tagliando perché il travaglio è pida. Per Teresa. Penso che Teresa sarebbe perfetta per il suo travaglio. È un lavoro onesto, Matteo. Onestissimo, onestissimo. Si deve solo saper muovere. Che vuol dire? Che fa? A sapere ballare. Come? Ma che stai dicendo? Io non ti stai capendo. Si tratta di fare la cubista nella discoteca. Un lavoro onesto, Se qualcuno ha scunge che ci pensi io, ci faccio da gorilla. Ma tu sullo scimpanzé ci puoi fare. Oh, bello spicchio. Non mi scungicare a mia figlia che ti scippo l'occhio e ti sdugno, magari. Ah, corbista, mia figlia. E io che mi mettevo? Con una pizzeria. Ah, corbista, a chi da Mia, mi piacciono le donne mature. Specie che demaratate, che sono belle, dure e chine. No, lievita, e se mano te non lo posto, che ti taglio. Ma io stai bambando d'amore. Io ho detto da mare, che te ne freschi con nicedda. Vabbè, va, ho capito, parliamo d'altro. Non è il capofamiglia. Poi, Samarito, capofamiglia, Luigi. Chiamasse che per me il tempo è prezioso. sì, ma tu mi dire che ti presentaste oggi con questo metro no, quello che fare. Ci ha pigliato le misure. Le misure? Mi interessa sapere la taglia. La taglia di che cosa? Dove vestito? Ma perché mio marito sa fare un vestito? E con quello soldo si fa sto vestito? E che sogno satto io che ci faccio il vestito? No, io ci stai procurando in affitto. Il signore è ancora litigato, Chiana io oro sbigli, che ci manchi i boom e ci buono. Vabbè, chiaro, ci pigli misure e tonno. Oh, faccio che le queste cose che a mezzi piedi. No, signora Agata, ci chiamasse lei, che a me mi fa impressione perché ci misura uno con un letto. Fino a ora tabuti e onoranze funebri hanno tratto. E chiamasse lei che io ci faccio compagnia alla signorina Iole. Non ci facciamo troppo compagnia, sai che sei legato. E non c'è un divorzio. La mattina va. Signora Iole, oggi per noi ammogliati c'è il divorzio e torniamo subito liberi. Eppure io, con tutto il divorzio, lei ha potuto trovare marito. Non
tu non accende, che sei astinta come corre. Ma no, non disperi, bella fanciulla, non disperi. O sei una regata mia. Sottoterra! Io se mi chiese decidisse prima o poi potesse diventare magari vedovo. Io correndo. Matteo, dice mio marito capito va bene a taglia 50. Sì, vabbè, la taglia 50. Io voglio sapere se è troppo 5, troppo 6, se è taglia lunga, taglia corta, e se ci va là a di petto. A proposito, voglio sentire la barzelletta che non ho petto. Ma non voglio sentire da barzellette sporche, Matteo, che non mi piacciono. No, che capito? Non è il petto femminile, è il petto di pollo. E ne voglio sentire lo stesso. Ma è una barzelletta culinaria. Vattene, Vassaso, vattene, ti chiamo aria. Vabbè, ho capito. C'è a dire a Luigi che io ci Culinaria. porto più cacciaio standard. O ci piace o ci E piace. a come arriva seconda? Sorella, ma quanto sei permalosa. E tu non sai quante barzellette osè si raccontano a teatro e nel mio ambiente. Oggi è di moda la barzelletta piccantella. Eh sì, anche alla televisione. E invece, cara sorella, a casa mia siamo tutte lisci e mangiamo magari lisci. Ah, poi in presenza di Teresa queste cose non mi piacciono. A me sto traffico con questo bottiglione che viene ogni minuto, non mi piace. Lo senti? Oh, Tito, si piglia troppo confidenza. Ma no, ma che ne ha fatta così? È un tipo allegro, gioioso. A mia mi piace. E magari a sta moglie ci piace. Non scherzate a casa, prima che chi se non faccio trasferire più caiuccia. Permesso, caccio. Permesso e s'invicca. Caro Matteo, quando tu vieni qua devi tu puliare, bussare, o capisci? Ma dissi permesso. Sì, ma ti imbeccaste. Oppure aspettare che qualcuno ti dia il permesso per entrare. Così si fa, anche a teatro, così. E allora posso già Entra! Ma non ne posso più, caiuccia. Ragazzo triste come te. Ah! Matteo! Vabbè, caccio vestito bello starato, pare nuovo, pare. Luigi! Oh Luigi! Mica Matteo vestito buttato, se ti spero ancora ti susi. Senti! La signora è nervosetta. Altro che nervosetta, ma sono storto stamattina. Oh, Luigi, casi. Oh, caccio vestito, bello, nuovo, pare nuovo, appena accattato. Oh, ma che so è un vestito particolare, il prezzo è un po' più caro. Va bene. Poi ti pagherò e quello che vuoi ti darò. E a me a gioco chi non mi piace. Su darò, ti pagherò. A me piacesse che magari se mi dicevi ti levo qualcosa, ma che ci sono i soldi? Senti, ora non voglio essere più tardi, o meglio nel pomeriggio, ma sicuramente domani sarai pagato. Tu passa dopo domani, va bene? O giù a suecchio. Ma non dai una risposta più tardi. Ma quale più tardi, Matteo? Spiegalo di cosa che fa un caso qua, quale più tardi? Ma può venire, scusate? Senti, non interessa pure a te. Matteo, mi serve subito. Oh, vabbè, ho veduto se muto un'ora, dai. Vai. Arreminati, non lo so. Senti, vieni qua tu, che non mi interessare, perché ti stai affettando il suo vestito tu. Perché aspetto visite, anzi, aspettate visite. Ma cui? Voi e la vostra famiglia. Ah, perché tu non fai parte di questa famiglia. No. Io faccio parte della Santa Apostolica Cattolica Famiglia Romana. Io non abito più in questa casa. Ma a meno Dio ti sei un cuore a una banna, fosse un miracolo. Vabbè.
è arrivato il momento di parlare. Aspetta. Aspetta, che stai tornando. È una managhiera, una sventura. Visto i sentimenti ce ne sceno. Sicuramente. Dunque, Chi c'è? è arrivato il momento che voi sappiate. Un è io l'attrice della compagnia di basso livello, chiamala. De basso livello. A quando qualche euro fa videre qua? E de basso livello. Sì, ma chiamala subito. Ma perché chi ci ha donato? Sì, comunicazione urgente e a disposizione del piano di attacco. Sì, è come che no stamattina. Iole, Teresa! Iole, Teresa, Iole, donata. Chiamaste papà? Sì, Ca, vieni, ca. vieni. Vieni, Vai, lasciate vai, fare chi tu che stavi facendo. E chi c'è? Sto riunendo la famiglia perché sta per accadere un evento, direi, importante. Ma quale? Importantissimo. Sì, ma speciamene. Io me ne irei prove. Stiamo cominciando una nuova commedia. Sedotta e bindonata. E proprio di commedia si tratta. Ma no, chi che fai tu? Di basso livello e di poco incasso. No? Si tratta di alto livello e altissimo introito. Dunque, ascoltatemi, dovete sapere che in questa nostra città esiste un'associazione denominata Uomini Devoti e Donne Pie. Lo sapevate oggi? No. E io invece se. Ora, l'altro giorno, questi uomini devoti e donne pie, tra un ballo e l'altro, hanno svolto una pesca sicura. Usavano l'isca o era una sciabaca? Una pesca a scopo benefico per prendere dei soldi da devolvere a delle famiglie bisognose di questa città. Ma che vuole dire? Ah, sorella, quanto sei ignorante. Che avevano in fondo mare a pescare pesce e i pesci ci sbattevano le famiglie bisognose. Facile. Ma che stai dicendo? Non c'è né pesce né mare, che Sì, dici? hanno fatto una lotteria per accucchiare i soldi e dare poi ai poveri. Beh, figlia, intelligente come mia. Geniosa, E insomma, questi signori avevano mobili antichi, soprammobili, suppellette, leggendrine, ciambrosaglie. Le hanno donate all'associazione stessa. Poi se li sono ricomprati, lasciando i soldi in beneficenza. Questa è la pesca sicura. Ah. Come chi della parrocchia. Sì, Oh. ma di alto bordo. Ora la pesca fu per scusa. E si dice che a cucchiaio 3.000 euro. 3.000 euro! Ma per scusa davvero fu sta pesca. E invece di fare come ogni anno, che avevano spattendo questi soldi a tutte le famiglie, hanno deciso che quest'anno di assegnare tutta la somma a una sola famiglia. Chi è più bisognosa, quella più meritevole. La nostra papà, più povera la nostra. Brava, la nostra. Allora, da persona di alto ingegno quale sono io, che cosa ho fatto? Che facesti papà? Ti pigliai un telefono. Un telefono. Capisci? Tu hai il telefono. Ma no, chiudo la cabina in faccia la villa. E ho fatto una telefonata anomala, dicendo di essere uno che conosceva la famiglia più bisognosa di Catania. Ah, ci credevo. No, non ci credo. Infatti. E allora che feci? Mi hanno passato la baronessa degli Stella Morini, era la presidentessa, che voleva sapere chi era io. E tu ci dicisti? Ma ci poteva dire, ma che stai dicendo? Ma che stai, non esisteva, io ci dicevo, ma io sono uno che conosce le famiglie. No, non esisteva. E allora, non potendone fare a meno, mi sono spacciato per prelato. Pelato? Sì, concentrato i pomodoro. Prelato, un barrino, un prete monsignore, va. Ah, parla come mangi. Un prete monsignore forestiero che veniva mandato dall'alto in incognito per ispezionare e constatare la vera povertà che si coglie in questa famiglia, in questa città. La baronessa si è ammoccata tutte cose, ci credio. Ci credio. Ci credio. Sì, ci credio. Papà mi ha fatto bene a segnalare la nostra famiglia. Hai più disgraziata da città di Catania. Sì.
E tu pensi che i 3.000 euro li lasciano qua? Immancabile. Non ci credo, boccazzaro. Tu. Ho fatto capire che in questa casa vive una famiglia in disperazione totale. Ma quale vive? Sopravvive ancora per poco perché se ne sta yendo a Sul legge a pelo legge. sul pelo. Sì. Siamo... E perciò ha estremo bisogno subito. Subitissimo, aiutissimo. Eh. Ci vuole. Ah, su dove musse soldi? Ma a mangiare un'insalatera di pasta con sugo che è 5 portosa. Sì. Senta, soro, ma sì. queste parole che hanno noi cielo, manda a fare bello piatto di cannellone ripieni e fa su Mauro. E se ci sono magari, faccio un gruppetto frio. Oh, Teresa, zia, Teresa, papà. Teresa, piglia un bicchiere d'acqua. Piglia un bicchiere d'acqua. Caruna! Ah, figlio, ma sto sentendo. Faccio magro! Puppette! Faccio magro proprio! Come, dai, piglia un bicchiere. No, pensa all'affamato del terzo mondo. Pensa all'affamato del terzo mondo. Riso! Sì, riso in bianco. Ridiamo, ridiamo. Ma io ho detto mille una volta di non parlare di queste cose davanti alla Carusa che è suscettibile, questa impressione. La Carusa è suscettibile. La Carusa è morta di fame. Sì, Suscettibile. prima o poi in questa casa si mangia. Ah, vediamo Prima o quando. poi. Ma non tutti una volta che ne può fare male. Metto sotto in un gruppo. A poco, così, a leggio. Faccio Mauro, cannellone, pasta Che dici, cantata. papà? No, riso in bianco. Riso! Mi sento meglio pensando già al terzo mondo! Brava, penso a terzo mondo, zia. Ora, la baronessa mi fece sapere che prima di mezzogiorno viene. Ca. Perché vuole constatare di viso. Come? Di persona, vuole vedere l'estremo bisogno che c'ha questa famiglia. Quindi prepariamo la scena e facciamo un po' di teatro. Ma che c'è bisogno di fare teatro? Ma su casa siamo con quattro tavole. E vabbè, ma bisogna impoverirci di più, perché noi dobbiamo fare tenerezza. Noi ci facciamo pietà, Noi ci facciamo facciamo schifo, schifo, usaccio, finalmente. facciamo schifo, ma Ma ci no, vuole sì. che assai, ci vuole Ancora. ancora che assai. Allora, fase 1, casa spiccia. Lavate quadri, lavate i seggi, lavate tutto, agli essere a casa spiccia, Ma che mal- quanto più povero può essere. E la seconda cosa, fase 2, vado a sciacangiare, ad apparire povere e pazzi. Non lo so, lavate anelli, collane, vabbè, non ce n'è, lasciamo perdere. Sciammatevi i capelli, sciazzatevi robe, vado a sciacangiare, più poveri dei poveri. Dammela da fare. Non dici che li do mamma ci vuole. Andiamo su da lì, su da lì. Vieni che Ma femmina, stiamo facendo fuori la testa. Signore, non aveva a che fare mamma. Mi ha indacciato. Ma poi le capigli da... E quello là. Vamos. Ma che sono? Ah, Ma quello là. I get it down. Non le sdicono, che Ah. sono da su quattro di valore. Io ho l'impressione che ne finisce al malarangino. Sia! Ma come sini? Una gente da malaguria e non sa te a fare un budgetino! Sembra la mentusa e Oh. tragidiusa, sì. Sì, è vero. E io ho un temperamento drammatico, assomiglio a Busi. A cui? Eleonora Buse, mamma! Sì, a Leonora Busi, la grande attrice drammatica. Ah, che bella interpretazione di Santuzza da Cavaliere Rusticana. non A si capisce. Ficida. Ma che ci sta avvenendo?
Anche se finita per mio che Che botta ci vinne? Ah, ma la Pasquattia, tu Macca! Ma tu ridi cui? Zia, sta recitando! È Santuzza! Ma caro un uomo si cangia disgraziata, va! Grazie, grazie, grazie Meca che ci fu applausi, che ci fu fatto farò. Oh, immagini, come ci penso, Te ne sei un po' quello? mi sentrizioni di carne. Silenzio di canne, mamma! A Ce l'ho a Leonora mano. lavorava divinamente, come a mia, precisa. Ne spicciamo e l'uomo sta male a buseca e vediamo che dobbiamo fare. Avanti. Sì, sì. E me ne a cangiare. Forza. Una. Una Ho mattina. rimesso Permesso e servito. Entra! caccia un anno. Un anno da cui? Che ne saccio io? E caccio figlio. Mimmo, già, Mimmo. E caccio figlio. Un figlio donante. No! Un figlio do figlio. Un figlio do un anno. Ma non do un anno. Non do un anno. Ma Comunque, come fare con queste due caingia? ah, guarda niente. Ma Luigi lo sa. Anzi, chiamate me l'ho costruito l'incombenza e me ne vai. Luigi!